Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. Il maltempo non dà tregua a Catania, strade deserte, attività didattiche sospese, chiusa anche la cattedrale. A Palermo caos per le buche nelle strade, caduti alberi e pali dell'elettricità, isolate le eolie. Nelle prossime ore altri nubifragi sul settore ionico, la neve sull'Etna fino a 2 metri. È sempre più scontro sulla sanità siciliana. Dopo le dimissioni di Giovanna Volo, le opposizioni attaccano il dirigente generale Iacolino e pure Daniela Faraoni, nominata assessore ieri. A Trapani ha confessato l'autore dell'omicidio di un muratore, la vittima uccisa ieri sera per una lite su una casa popolare. Spunta un'altra amante di Messina Denaro, una professoressa di Campobello di Mazara indagata per favoreggiamento aggravato. La Chiesa siciliana, avete visto poco fa, contro la mafia, i vescovi di tutte le diocesi riuniti a Palermo. Don Ciotti, Cosa Nostra cambia, ma punta sempre al denaro e al potere. Tocca a noi fare di più. A Catania vandalizzato il 90% dei parcometri, spogliati delle batterie e i nuovi impianti per la sosta a pagamento. Topolino in dialetto catanese, un successo a ogni previsione che ha fatto il tutto esaurito in meno di mezza giornata. Prezzi già alle stelle tra i collezionisti, ci sarà una ristampa a febbraio. Calcio, tra mercato e campo, le siciliane vivono giorni frenetici. Il Trapani al momento è il più attivo sul fronte trattative. Il Catania intanto dà il benvenuto al nuovo portiere Dini. Bentrovati, venerdì 17 all'insegna del maltempo, con la Sicilia nell'occhio del ciclone, allerta rossa a Catania, con strade deserte, attività didattiche sospese, chiusa anche la cattedrale, atmosfera surreale che ci mostra Tonino De Mana. Catania surreale, l'allerta rossa impone cautela, chiusa anche la cattedrale, sospesa la visita al velo di Sant'Agata di una delegazione di monache di Biancavilla, via Etnea letteralmente vuota. Atmosfera surreale in piazza Duomo con la maggior parte delle attività chiuse e pronte ad ogni evenienza. Sacchi di sabbia accatastati uno sull'altro, paratie grandi e piccole a protezione dei negozi per evitare allagamenti. L'esperienza insegna in via Etnea, spesso teatro di inondazioni e quindi osservata speciale in queste ore di maltempo estremo. Niente scuola, chiusi parchi, musei, cimitero e mercati rionali, compreso fiere e pescheria. Molti commercianti hanno deciso di prendersi un giorno di riposo, del resto rimanere aperti con pochissima gente in giro non conviene. Giornata da sfruttare sicuramente proficua per i venditori di ombrelli e mantelline antipioggia, oggi più gettonate dei souvenir. Catania deserta, quasi fosse teatro di guerra, a giudicare dalle tante voragini sulle strade. Qui siamo in via 6 aprile, a pochi metri dalla stazione ferroviaria, dove la strada si sbriciola ora dopo ora, lasciando buche che, riempiendosi con l'acqua, diventano un serio pericolo per automobilisti e scooteristi. Per questi ultimi vige il divieto di circolazione su disposizione del Comune di Catania. Squadre della manutenzione impegnate dalle prime ore del giorno, operai in azione in via Passogravina per mettere in sicurezza un tratto all'altezza del sottopasso. Bitume e rattoppi nei pressi degli archi della Marina e a macchie di leopardo in numerosi punti della città. Decine gli interventi dei vigili del fuoco per pali, rami e cornicioni pericolanti, mentre il mare impetuoso sferza il litorale catanese con le onde che si infrangono sulla scogliera e il bianco della schiuma a dipingere il quadro di una Catania in rosso. E anche a Palermo è nuovamente emergenza buche. Il maltempo riapre vecchie crepe e voragini nelle strade del capoluogo. Crollati pali dell'elettricità e alberi nella zona di San Martino delle Scale. Marco Gulà.
Piove sul bagnato e anche sulle buche. A Palermo il maltempo, oltre ad aver fatto crollare alcuni pali dell'elettricità e alberi nella zona di San Martino delle Scale, sta anche riaprendo diverse buche sull'asfalto, creando non pochi disagi ad automobilisti e motociclisti. La città sembra essere ripiombata nel caos buche. La pioggia costante ha dato il colpo di grazia a tutti quei tratti ammalorati che con poche gocce hanno finito per sciogliersi come neve al sole. Le ferite, già profonde, si allargano, quelle da poco riparate non reggono il rattoppo e a causa dell'effetto pozzanghera diventa difficilissimo individuarle. Queste immagini arrivano dalla periferia, guardate come si presenta in parte la città, voragini, crepe, strade dissestate, e in tutto questo i motociclisti devono letteralmente fare gli slalom per evitare conseguenze peggiori. L'asfalto cede anche nelle strade principali, la pioggia caduta in questi giorni ha riaperto nuovamente alcune buche che erano state temporaneamente coperte. Il maltempo, che continuerà anche nel weekend, non può che appesantire l'emergenza buche in città. Come diceva Goulart, pioggia e vento continueranno a flagellare la Sicilia. L'esperto meteo Daniele Ingemi a Buongiorno Sicilia annuncia per le prossime ore nubifragi sul settore ionico e fino a domenica rischio di alti temporali, isolate le eolie. Giusy Lazzara. Le piogge e il vento flagellano la Sicilia. Eccoli i fiumi di fango in via San Vincenzo che dall'ospedale di Taormina arriva in centro. Non solo pioggia e intermittenza, le condizioni meteo sono in evoluzione, dice l'esperto Daniele Ingemi a Buongiorno Sicilia. Ci saranno dei temporali anche molto intensi che in questo momento si trovano a ridosso del canale di Sicilia e che nelle prossime ore saliranno verso le coste meridionali dell'isola e interesseranno soprattutto il settore orientale, dando luogo anche a locali nubifragi. Bisognerà fare attenzione nelle prossime ore al vento che sarà molto forte. Innevata anche l'Etna. Sono attesi accumuli di neve che potranno superare il metro, i 2 metri di altezza sulle aree sommitali dell'Etna. Le previsioni per le prossime ore danno un tempo ancora instabile. Fino a domenica ci sarà il rischio di altri rovesci e temporali, però saranno più isolati, meno frequenti e soprattutto più localizzati. Attenzione poi alle mareggiate con onde alte fino a 5 metri. E in queste mappe della Protezione Civile la quantità di pioggia caduta in Sicilia. Le altre notizie adesso, è ancora scontro sulla sanità. Dopo le dimissioni dell'assessore regionale Volo, le opposizioni attaccano sia il dirigente generale Iacolino sia il neoassessore Faraoni. Maglio Viola. Una nomina in piena continuità con quel che è stato fatto fino ad ora. All'indomani della sostituzione in corsa dell'assessore regionale alla salute Giovanna Volo al centro della bufera di critiche per la situazione della sanità siciliana, a sedersi sulla scomoda poltrona di piazza Ottavio Zino è Daniela Faraoni, accolta dalle opposizioni e dal sindacato di sinistra in maniera gelida. Duro ieri stesso il capogruppo di Italia Viva ed ex sottosegretario alla salute Davide Faraone, che ha parlato del neoassessore come di vice disastro. Duro anche il segretario generale della CGIL Alfio Mannino, che stamattina parla di parecchie inadeguatezze già dimostrate dalla Faraoni da manager dell'ASP 6. A difendere da subito il neoassessore scende compatta la maggioranza. Totò Cuffaro parla di guasti della sanità che discendono da errori del passato. Il capogruppo di Forza Italia all'Ars Stefano Pellegrino sottolinea le competenze del neoassessore. Auguriamo buon lavoro alla dottoressa Faraoni, sapendo che ha una comprovata esperienza, una comprovata competenza e certamente darà un seguito a quello che è stato il lavoro sia parlamentare sia dell'assessorato. Ma la Faraoni avrà comunque una tregua. Bersaglio degli attacchi adesso è il dirigente generale dell'assessorato Salvatore Iacolino. Come il PD nei giorni scorsi, anche la CGIL oggi spara sul dirigente. Dopo quello del lavoro ci aspettiamo un passo indietro anche da parte di Iacolino, che di fatto ha avuto la direzione politica dell'assessorato, dice anche in questo caso Alfio Mannino. Il cambio del dirigente è una possibilità concreta adesso, sia per completare l'operazione di spegnimento delle polemiche, sia perché la Faraoni ha lasciato libero il posto all'ASP 6, che è pur sempre il primo amore proprio di Iacolino, e per quel posto il dirigente generale ha tutti, ma proprio tutti i titoli. Corsa contro il tempo alla vigilia della cerimonia di inaugurazione di Agrigento Capitale della Cultura. Domani arriva Mattarella e Schifani convoca per oggi pomeriggio mezza giunta in prefettura per affrontare l'emergenza criticità. Davide Sardo.
Agrigento è nel caos a poche ore dalla visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, atteso domani per l'inaugurazione di Agrigento Capitale Italiana della Cultura. La cerimonia, che si terrà al Teatro Pirandello, sarà trasmessa in diretta su Telecolor a partire dalle 10.45. Il centro cittadino è ancora un cantiere a cielo aperto. I lavori di riqualificazione, avviati solo pochi giorni fa, proseguono freneticamente lungo il percorso del corteo presidenziale, causando traffico, divieti e malumori tra i cittadini che lamentano confusione e scarsa organizzazione. Qui siamo a 50 metri da Palazzo dei Giganti, sede del comune, dove le macchine sono intente a rifare la pavimentazione. Sono invece stati completati i lavori di impermeabilità del teatro che, a pochi giorni dalla cerimonia, presentava infiltrazioni d'acqua, suscitando l'ennesima ondata di polemiche. Ad Agrigento è ancora una giornata di pioggia che causa non poche preoccupazioni, ma domani dovrebbe tornare il sereno. Meteo a parte, molti criticano l'improvvisazione e i ritardi, sostenendo che interventi pianificati con maggiore anticipo avrebbero evitato disagi. A poche ore dalla giornata storica che inaugura l'anno dedicato alla cultura, dunque è ancora una corsa contro il tempo per offrire una città all'altezza dell'occasione. E nel pomeriggio, presso la prefettura di Agrigento, è in programma una riunione alla presenza del Presidente della Regione Renato Schifani e di gran parte della sua giunta. L'incontro sarà dedicato ad affrontare e discutere le criticità legate all'organizzazione della cerimonia di domani. Cronaca: ha confessato a Trapani l'autore dell'omicidio di un muratore. La vittima uccisa ieri sera per una lite su una casa popolare. Laura Spanò. Svolta nelle indagini sull'omicidio di Liborio Como, il 52enne muratore trapanese ucciso ieri sera al culmine di una lite nel rione popolare di San Giuliano ad Erice. All'alba si è presentato in questura Carmelo Alogna, trapanese di 39 anni, che avrebbe confessato di essere l'autore dell'omicidio. Il delitto, commesso in via Urbino, sarebbe maturato nell'ambito di una gestione di una casa popolare. Liborio Como è stato accoltellato. L'assassino avrebbe utilizzato uno stiletto, un'arma simile a un pugnale. Dalla ricognizione cadaverica eseguita dal medico legale, il cadavere presentava ferite da arma da taglio alla testa e al torace. La procura ha disposto l'autopsia. Intanto proseguono le indagini degli investigatori della squadra mobile. Già da subito era stata esclusa la pista della criminalità organizzata o delinquenza comune. Si era pensato a una questione di donne. Poi stamane la svolta. Il cadavere è stato rinvenuto nei pressi di un locale conosciuto come Aputia. La polizia è stata informata con una telefonata pervenuta al 113. Per tutta la notte gli investigatori hanno ascoltato familiari della vittima e abitanti della zona per raccogliere elementi utili a far luce sulla vicenda. Messina: sono state più di 50 le coltellate che Giosuè Fogliani ha inflitto alla madre Caterina Pappalardo in tutto il corpo. La donna avrebbe cercato di difendersi al culmine di un violento litigio avvenuto martedì scorso nella centralissima via Cesare Battisti. Intanto proseguono le indagini sulla tragedia probabilmente scaturita dalla richiesta di denaro del figlio che la madre non ha potuto esaudire. Gli avvocati del giovane stanno valutando se chiedere una perizia psichiatrica. La Chiesa della Sicilia unita contro la mafia. Chiedo scusa, c'è ancora un altro servizio. Era una professoressa di matematica, la nuova amante di Messina Denaro. La donna è indagata per favoreggiamento aggravato. In precedenza aveva detto: non sapevo che fosse lui. Laura Spanò. I magistrati della Procura di Palermo, che si occupano da 2 anni delle indagini sui favoreggiatori di Matteo Messina Denaro, ieri hanno interrogato un'altra delle amanti del boss, oggi deceduto. Si tratta di un insegnante di matematica di Campobello di Mazara che insegna a Mazara, il cui nome ancora rimane segreto. È la stessa donna che un paio di giorni dopo l'arresto del capomafia si era presentata ai carabinieri per dire che con il boss aveva intrattenuto una relazione, ma l'uomo a lei aveva detto di chiamarsi Francesco Salsi, medico in pensione. La professoressa è stata sentita dai PM antimafia di Palermo come indagata, e questo dopo le ulteriori indagini condotte dal ROS dei carabinieri e dallo SCOD della polizia. Diceva di chiamarsi Francesco Salsi, mise allora a verbale, e che era un medico anestesista in pensione. Mai sospettato che si trattasse di Matteo Messina Denaro. Sono sotto shock, aveva detto allora. La donna davanti ai PM stavolta però è rimasta in silenzio, avvalendosi della facoltà di non rispondere. Indagata di favoreggiamento aggravato, secondo quanto accertato dagli investigatori attraverso la lettura di alcuni pizzetti
pizzini trovati nella casa di Campobello di Mazzara, l'ultimo nascondiglio del latitante. Come è stato per Laura Bonafede, anche la professoressa non avrebbe avuto il solo ruolo di amante del boss, ma avrebbe avuto il ruolo di favoreggiamento. Per il PM, l'insegnante ora indagata nei pizzini viene indicata come sbrighisi e handicap. A tradirla anche alcuni particolari emersi nelle lettere al boss firmate da Laura Bonafede, che quindi sarebbe stata a conoscenza della frequentazione tra la professoressa e Messina Denaro. Anche la vivandiera Lorena Lancieri, pure lei condannata, sapeva della relazione e parlava dell'insegnante indicandola come gatta morta. La Chiesa della Sicilia unita contro la mafia, i vescovi di tutte le diocesi a Palermo per ribadire l'impegno per essere sempre di più una forza etica, sociale e culturale, partendo dalla formazione dei giovani. Adelaide Barbagallo. Dai vescovi di Sicilia si leva forte una voce contro la mafia e ogni forma di illegalità. L'incontro della Conferenza Episcopale a Palermo, cui ha partecipato anche Don Luigi Ciotti, perché proprio in Sicilia, a Trapani, il prossimo 21 marzo si terrà la giornata della memoria e dell'impegno. Nonostante gli sforzi e i sacrifici finora compiuti, il fenomeno mafioso persiste, da qui l'urgenza di azioni ancora più incisive. I rapporti tra mafia, politica, corruzione, mafia, ha detto il procuratore nazionale, diffusi, disincantati, pragmatici. Le mafie si sono trasformate, loro cambiano. Gli obiettivi restano gli stessi, la durata del denaro, il potere, la forza, quello resta. E allora tocca a noi darci da fare di più. Una Chiesa unita dunque contro le mafie, impegnata a diventare sempre più una forza etica, sociale, culturale, partendo dagli oratori, i luoghi dove formare i giovani, soprattutto nei quartieri di periferia, togliendoli dalla strada e, come faceva padre Pino Puglisi, alla manovalanza mafiosa. E cercare di capire lentamente, studiare fino in fondo come dobbiamo rimodulare questa attività straordinaria nei confronti dei giovani, anche in seguito al protocollo che abbiamo firmato con il governo regionale, il quale ha riconosciuto il valore sociale, civile e culturale dei nostri oratori. A Palermo i vescovi di Sicilia hanno anche riflettuto sul ruolo della Chiesa e sulla necessità di unire la testimonianza cristiana con la responsabilità civile. I carabinieri di Messina hanno sequestrato beni per 500.000 euro a una coppia già in carcere. Il provvedimento è stato eseguito dopo indagini su un traffico di ingenti quantitativi di cocaina, marijuana e hashish. A Palermo sequestrati beni per 1,5 milioni di euro a Giuseppe Urso, affiliato alla famiglia mafiosa di Santa Maria di Gesù, anche lui già in carcere. Siamo a Catania, vandalizzato il 90% dei nuovi parcometri, spogliati delle batterie, questi nuovi impianti per la sosta a pagamento, e l'azienda tranviaria AMTS denuncia un danno economico non indifferente. Tonino De Mana. Un autentico raid contro la sosta a pagamento o la spregiudicata azione di bande impegnate a razziare le batterie dei nuovi parcometri. Catania si interroga sull'ennesimo scempio che danneggia le casse di AMTS e naturalmente gli utenti. Sotto tiro il 90% delle colonnine piazzate in tutta la città, alcune fatte saltare con le bombe a Capodanno, altre depredate delle batterie che servono per alimentarle. Purtroppo l'azienda e in generale la città ha subito gravi episodi di vandalizzazione sui parcometri, con oltre 220 dispositivi su 300 gravemente danneggiati. Un danno economico non indifferente per AMTS ed inevitabili disagi anche per i tanti automobilisti. Le persone non sanno dove andare a prendere il biglietto e praticamente non tutti sono in possesso dell'app, vedi gli anziani. Situazione che dovrebbe tornare alla normalità tra un mese circa. AMTS fa sapere che per la sosta sulle strisce blu si potranno utilizzare altri sistemi di pagamento tramite app o presso le tabaccherie autorizzate. Adesso lo spettacolo, una commedia per riflettere sul dramma della Shoah e tanto vale divertirsi. Di scena sul palco del teatro Donna Affugata di Ragusa Ibla. Veronica Barbarino. Smetti di spiare l'arrivo del pubblico. Non porta bene, lo sai?
Seconda guerra mondiale, campo di transito di Westerburk in Olanda. In un teatro costruito ad hoc, gli attori comici del tempo, tutti ebrei, si esibiscono in spettacoli leggeri di intrattenimento in cambio di una momentanea immunità dai campi di sterminio. È la storia vera del dramma dello Shoah, portata sul palco del Teatro Donna Fogata di Ragusa Ibla da Antonella Carone, Toni Marzolla e Loris Leuci, con Tanto vale divertirsi. La scena rappresenta un teatro rovesciato, quello che è il fondale in realtà per noi personaggi sulla scena è il sipario e dietro quel sipario attendiamo l'arrivo di un pubblico e questo pubblico è minaccioso perché all'epoca erano veramente le SS, gli altri gendarmi, i gerarchi nazisti che erano invitati a questi spettacoli di cabaret di varietà. La risata in quel caso poteva essere tutto ciò a cui questi attori si appellavano. In una scena tirata a lucido, 3 attori ripassano lo spettacolo che da lì a poco andranno a rappresentare la famosa tragedia shakespeariana Amleto, riscritta in una singolare chiave comica. Così vaudeville, avanspettacolo, teatro comico futurista, cabaret si mescolano per dar vita a divertenti fraintendimenti che mostrano come, anche in un contesto di morte e sofferenza, l'arte e la risata si fecero spazio per aiutare a sopravvivere. Il pubblico e portò via tutti. Il teatro diventa quindi uno strumento per ricordare e celebrare la resilienza umana. Topolino in dialetto catanese, un successo oltre ogni previsione che ha fatto il tutto esaurito in meno di mezza giornata. I prezzi tra i collezionisti sono alle stelle, ci sarà una ristampa a febbraio già prenotabile. Orazio Longo. Attia chi sta fanno, dice zio Paperone, stucoso ca fascisti e moscio, e Archimede a rispondergli, millai a vantari. Topolino numero 3608 è un omaggio al linguaggio, spiega Alex Bertani, direttore editoriale del settimanale a fumetto, pubblicato in 4 dialetti, milanese, fiorentino, napoletano e catanese, in occasione della giornata nazionale del dialetto e delle lingue locali. In Sicilia è andato venduto tutto in meno di mezza giornata, facendo la gioia di chi ha fatto in tempo a comprarlo e lo sconforto di chi lo ha perso. Tanto che in rete sono apparse copie a prezzi da collezione molto oltre i 100 euro ciascuna. Ma adesso sul sito della Panini è comparso il messaggio che può rassicurare tutti gli appassionati. Il numero 3608 sarà di nuovo disponibile dalla prima settimana di febbraio in prenotazione. Un movimento che ben si spiega se si considera che per esempio l'Italia è stato il primo paese in cui Topolino ha avuto una testata tutta sua. In questa storia scritta da Nicolò Testi e disegnata da Alessandro Perina dal titolo Zio Paperone, il PDP 6000, si racconta dell'ennesimo tentativo dei Bassotti di entrare nel deposito di Paperone per derubarlo. Lui, stanco di questa situazione, chiede ad Archimede di organizzare una soluzione definitiva e questi crea un sistema di antifurto con a capo una specie di intelligenza artificiale, il PDP 6000. Al progetto è dedicata anche una cover tricolore realizzata da Andrea Freccero. Per declinare Zio Paperone e il PDP 6000 nei 4 dialetti, Panini si avvalsa della collaborazione di Riccardo Regis, ordinario di linguistica italiana all'Università di Torino, esperto di dialettologia, che ha coordinato un team di linguisti. Bene, è il momento della nostra pausa, tra poco il calciomercato delle siciliane, mentre il Catania è in ritiro. State con noi, vi aspettiamo. Andiamo con lo sport, campo e calciomercato per le siciliane. Per la campagna acquisti attivo soprattutto il Trapani. Il Catania è in ritiro in vista della trasferta di Picerno ed è arrivato il portiere Dini, Francesco Triolo. Con l'avvicinarsi del weekend di gare il mercato inizia a lasciare spazio al campo. In Serie B il Palermo, dopo la vittoria contro il Modena, cerca il bis ancora al Barbera, dove domenica arriva la Juve Stabia. Il dubbio di Dionisi è legato soprattutto al portiere, con Sirigu che dovrebbe conservare la maglia da titolare, ma Teplanche si è ripreso dall'ultimo infortunio già prima del match con il Modena e ora è totalmente disponibile. Altro ballottaggio in mezzo al campo tra Diachite e Pierozzi. Sul mercato è sempre il nodo attaccante a tenere banco, si prova ad accelerare per Adorante, ma si fa spazio l'ipotesi Borrelli del Brescia. Il Catania da ieri pomeriggio in ritiro in vista della trasferta di domenica a Picerno. C'è da cancellare la sconfitta contro la Juve e da farlo su uno dei campi più complicati del girone.
In casa i lucani hanno conquistato 22 punti, meglio ha fatto solo la capolista Benevento. I movimenti di mercato sono pressoché in uscita, a cominciare da Verna, inizialmente destinata alla Ternana, che invece andrà al Trapani, e poi da Andrea, come ha detto il vicepresidente Grello, ufficializzando di fatto anche l'arrivo del portiere Dini, che ha raggiunto la squadra in ritiro. Sul fronte mercato la società più attiva è il Trapani, scatenato negli ultimi giorni dopo l'arrivo di Ciuferri a titolo definitivo dal Giuliano. Il presidente Antonino sui social ha ufficializzato una serie di ingaggi. Detto di Verna, in Granata arrivano Anatriello dal Messina, Liotti dall'Avellino, Mulè dal Pescara e altri ne dovrebbero arrivare. Intanto la squadra di Capuano prepara la gara di domani pomeriggio al Provinciale contro il fanalino di coda Taranto. Situazione al limite del paradossale a Messina. Per il posticipo di lunedì al Franco Scoglio contro il Crotone, Modica potrà contare al momento su circa 14 giocatori. L'arrivo di Dumbravanu riempie una casella in difesa, ma resta da capire se potrà giocare subito. Si attendono i rinforzi, ma soprattutto la conferenza stampa di presentazione della nuova proprietà, rinviata di settimana in settimana. E noi ci fermiamo qui, grazie per averci seguito. Il prossimo appuntamento lo sapete alle 20. Buon pomeriggio.